benvenuti al canale Notizie del Napoli. Qui troverete gli ultimi aggiornamenti sulla squadra, i giocatori e i trasferimenti. Non perdetevi alcuna notizia. Iscrivetevi ora per ricevere notifiche sui nuovi video. E non dimenticatevi di mettere mi piace ai nostri video per sostenerci e aiutarci a crescere. Ora, passiamo alle novità. Lopetegui è in attesa di una chiamata. Napoli è un posto accogliente, e l'allenatore spagnolo è desideroso di riprendersi. Non gli dispiacerebbe sedersi sulla panchina dei campioni d'Italia. Julen Lopetegui non avrebbe nulla in contrario ad allenare il Napoli. La situazione di Rudi Garcia, come analizzata da calciomercato.com, è paradossale. L'allenatore francese sembra essere alla fine del suo mandato al Napoli. Ieri ha dovuto fare i conti con la conoscenza delle trattative tra il suo club e Antonio Conte. Il pericolo per l'ex allenatore della Roma è reale, perché i campioni italiani stanno già considerando alternative. Igor Tudor, un allenatore senza squadra dall'estate scorsa dopo la fine del suo rapporto con il Marsiglia, e Julen Lopetegui sono tra i nomi presi in considerazione. Lopetegui, nonostante la sua esperienza negativa al Wolverhampton, sta ancora aspettando la chiamata dalla Premier League, ma accoglierebbe volentieri un possibile trasferimento al Napoli. Pertanto, le prossime settimane promettono di essere movimentate per il futuro dello staff tecnico. Ci sono nuove idee per la panchina e una potenziale rivoluzione che potrebbe influenzare il direttore sportivo, Mauro Meluso, in caso di ulteriori risultati negativi della squadra. Rimanete sintonizzati per ulteriori sviluppi nelle prossime settimane. Ditemi tifosi, qual è la vostra opinione? È una buona idea per il Napoli? O no? Lasciate un commento e iscrivetevi al canale. Fino al prossimo video. Forza Napoli!